tutti, buongiorno. Ringrazio l'amministrazione di Lignano Sabbiadoro per l'invito e anche gli organizzatori ovviamente e anche delle parole che il collega che mi ha preceduto ci ha già illustrato. La protezione civile che cosa fa? È un soggetto che raggruppa tante entità, tante realtà, soprattutto raggruppa la cittadinanza, perché la protezione civile di per sé da sola non fa niente, è la sinergia tra tutti quanti che riesce a portare a un prodotto finale. Ho voluto iniziare con questa foto guardando un volontario di protezione civile che si affaccia al mare e dice: cosa succede, cosa mi aspetto? Il mio servizio si chiama di previsione e prevenzione. Le due parole sono fondamentali, perché prevedere una cosa vuol dire mi metto il caschetto, porto l'ombrello perché prevedo che piova, eccetera, eccetera. Prevenzione vuol dire mettermi al sicuro da quella eventualità che mi può accadere sul tetto di casa o sulla mia testa. E quindi ho voluto portare questa bella grafia che in pratica ci esprime quello che è il concetto stesso di protezione civile e consapevolezza. Abbiamo avuto tante situazioni emergenziali, da ultima la più grave il Vaia, ma precedentemente ancora il terremoto del 76, l'alluvione del 65-66, anche per Lignano. Quindi a ogni evento che crea emergenza, noi in qualche modo dobbiamo proteggerci e rimetterci in condizioni, tra virgolette, cosiddette di normalità. È chiaro che quando io ritorno alla normalità non voglio trovarmi esposto al livello precedente, quindi in qualche modo devo rendermi conto che devo guadagnare, ad esempio alzando il livello della sicurezza, devo guadagnare qualcosa per cui al prossimo evento simile, tra l'altro il cambiamento climatico di simile non esiste più come concetto, mi trovi in una situazione migliore. Quindi ricostruisco la casa? Sì, ma la ricostruisco in modo più sicuro. Mi allontano dall'argine o rialzo l'argine o rafforzo l'argine? Sì, così sono più sicuro, eccetera, eccetera. Lo stesso concetto riportato nella parte sotto. Questo emblema del cerchio della vita, diciamo così, cioè emergenza, soccorso, ricostruzione e ripristino del tutto, è un cerchio che ormai è superato proprio da quella spirale che vediamo lì a fianco. In tutte le occasioni, da quando io sono in protezione civile, 20 anni, in tutte le occasioni il territorio ci ha guadagnato, purtroppo, nei momenti dell'emergenza. Parliamo adesso di prevenzione non strutturale. Cosa vuol dire? Tutte quelle misure che non sono opere, che non sono l'ombrello, che non sono il tetto in cemento armato, cioè tutte quelle misure che noi possiamo adottare per ridurre il rischio a cui noi siamo sottoposti giornalmente. Per dire quanto, il fatto che una misura principale di prevenzione non strutturale è il prepararci. Praticamente programmiamo, pianifichiamo tutte quelle attività che in momento del bisogno ci servono per ridurre i danni che potremmo patire, ad esempio dall'alluvione. Ed infatti, a livello normativo, noi abbiamo costruito un sito, che vedete lì a fianco, che ogni cittadino può andare a curiosare sullo stato della sua situazione, della sua casa, del suo ufficio, situazione che dice tu sei in un'area allagabile, tu sei in un'area sismica, tu sei in un'area vicina, prossima a un bosco che potrebbe essere percorso da incendi, ed è proprio questa pianificazione, che adesso andiamo a vedere nel dettaglio, che ci permette di organizzare la macchina del soccorso, cioè io in particolare e i miei colleghi. Cosa vuol dire? Se succede qualcosa a Lignano, io vado subito a vedere nel piano comunale di emergenza quali sono le situazioni di pericolo, quali sono le aree di ammassamento dei soccorritori, quali sono le aree di ritrovo della popolazione, eccetera, perché sono quelli i punti a cui io devo dare subito risposta a chi ha subito qualche danno. Il piano si divide in 3 parti, vado veloce. Parte A generale che dice quali sono i soggetti, le misure, gli uffici, le persone e le metodologie. La parte di pianificazione, cosa succede, come devo agire io, macchina del comune, per affrontare un certo problema, ma soprattutto il modello di intervento. Tutto questo però non sta in piedi se la popolazione non acquisisce quella consapevolezza dei rischi del luogo dove vive. Okay? Se io vado in montagna, a me piace lo sci alpinismo, so che posso rischiare di rimanere sotto la valanga e difatti mi premuro di avere certe dotazioni di sicurezza, eccetera. Quindi vediamo nella pratica cosa vuol dire pianificare per Lignano un piano comunale di protezione civile. Vuol dire praticamente definire quelle che sono le aree di ammassamento dei soccorritori, di accoglienza popolazione, i punti di ritrovo, eccetera, eccetera,
per i quali c'è una coniugazione tra la conoscenza della persona cittadino e la conoscenza della macchina che deve portare il soccorso. Questo ovviamente aiuta il tutto a dare una risposta immediata e concreta. Quali sono i rischi per Lignano? Torniamo a casa nostra un attimo. Lignano Sabbiadoro la conosciamo tutti, è confinata diciamo, dalla laguna, dal mare Adriatico, dal tagliamento, e ha un unico appendice di via di fuga cosiddetta che collega con la viabilità di Latisana. Ebbene, il territorio di Lignano, come vedete qui, ha vari fattori di rischio, in particolare per la parte fuoco. Abbiamo delle aree che sono particolarmente suscettibili di incendio e le conosciamo bene. In particolare, ad esempio, un'area è estremamente vulnerabile dall'incendio perché ha delle essenze arboree che sono dei fiammiferi, detto in modo molto semplice. Ovviamente, conoscendo quali che sono gli elementi di rischio, di pericolo, scusate, noi tramutiamo una strategia di vie d'esodo, per esempio. E su questo il Comune di Lignano ha lavorato molto bene l'anno scorso. Ovviamente l'incendio non è l'unico, noi abbiamo anche l'acqua alta, le mareggiate, il tagliamento che va in piena, la laguna che si alza, eccetera. Allora, essendo capaci di fare un'attività di previsione, noi riusciamo a farla attraverso tutto un sistema di strumenti di misura che ci permettono di stimare quello che succede nelle prossime 24, 48, eccetera, ore. In particolare abbiamo definito per il tagliamento delle soglie di allarme, per cui al superamento di ogni soglia gialla, arancione e rossa siamo attivi sia in tutti i comuni dell'ultimo tratto del tagliamento, siamo attivi a mettere in moto delle procedure d'emergenza. Ad esempio, una procedura che è stata stabilita con le Ferrovie dello Stato è quella di rialzare il ponte ferroviario di Latisana per 1 metro, perché quest'opera costituiva barriera al deflusso della piena, cioè l'impalcato, il sottotrave dell'impalcato, è posto a una quota inferiore di 1 metro rispetto agli argini che stanno al di fuori. Lascio così acquisite anche questa esperienza. Per arrivare a questo punto, noi dobbiamo metterci in moto 48 ore prima con le Ferrovie dello Stato, dicendo guarda che domani, dopodomani, alle 12, alle 19, alle 24 tu avrai questa condizione. E questo fa scattare tutta la procedura, perché tagliare i binari, alzare il ponte, eccetera, richiede un lavoro di tecnologia non indifferente. E la stessa cosa per la parte marea. Noi sappiamo che il mare non è stabile, non è fisso assolutamente, ha un'escursione per la fase lunare, per la sessa dell'Adriatico, per altre condizioni. Tralasciamo il discorso della tsunami che potrebbe anche avvenire, ma speriamo di no mai. E quindi abbiamo dei modelli di ISPRA Veneto che ci permettono di stimare quelli che sono gli andamenti di marea a Grado, Lignano, Trieste, eccetera. E questo ci permette ancora una volta di essere preparati a dover affrontare questo problema. Ed infine ci siamo dotati già da una decina d'anni di un modello di simulazione idraulica di quello che è l'andamento del tagliamento. Quindi praticamente da Tolmezzo fino alla foce del tagliamento noi siamo in grado di stimare numericamente quelle che sono le previsioni di altezza e di livello per ogni sezione da qui alle 48 ore in avanti, acquisendo quello che è lo storico misurato e prevedendo quello che la meteorologia ci mette a disposizione, quindi modelli di piogge, eccetera, eccetera. E di marea, come dicevo adesso. Scusate, ho saltato una. Ovviamente la marea non è l'unico effetto negativo sulla spiaggia, c'è anche l'effetto vento. Noi siamo all'estremo nord del mare Adriatico, subiamo gli effetti soprattutto dei venti del quadrante di sud, quindi Libeccio e Scirocco, e come vedete bene anche nel 2003, vedrete fra poco, questo effetto porta gravi danni anche alle coste, ovviamente. Per voi l'erosione delle spiagge, per altri effetti. Ma tutto questo si riassume nel fatto che noi ogni giorno, entro l'1 e le 2 del pomeriggio, emettiamo un bollettino di criticità, cioè proiettiamo a tutti gli organi della Protezione Civile, del Sistema Nazionale di Protezione Civile, quelli che sono i livelli di rischio che il territorio dovrà subire nelle prossime 36 ore.
sono divise per zone A, B, C, D, le zone le vedete nella mascherina sopra, e quindi noi con questa operazione mettiamo in moto tutte le strutture della protezione civile, sistema nazionale, quindi vuol dire regione, comuni, prefetture, vigili del fuoco e quant'altri, a essere pronti a reagire al momento in cui si verifichi qualche problema. E qui passiamo un attimo al tempo. Perché dico il tempo? Io ho 60 anni, in un grafico che vedete dopo 60 anni non so niente. Quindi della storia del milione di anni, del millennio passato, dei 2000 anni passati, non ho contezza personale, se non per tramandato nelle scritture, nei quadri un tempo, eccetera, eccetera. Ma la nostra regione, a livello di arco costiero, ha delle zone che sono ben al di sotto della quota media mare. Sono zone che sopravvivono all'agricoltura fondamentalmente perché abbiamo delle opere che tolgono l'acqua che piove a terra. Ovviamente se queste zone non fossero presidiate da strumenti tipo le arginature per i lagunari del Mare Adriatico, sarebbero zone che verrebbero immediatamente riallagate. Il diagramma che vedete sopra è un estratto storico dell'andamento della temperatura media, scusate, dell'altezza media del mare Adriatico, divisa per decadi e ventenni. Voi vedete che c'è un trend sempre in crescita, che però si ripete un po' a fasce di 10-20 anni. Questo è il misurato del cambiamento climatico, perché se noi ci trovassimo al 1800 e rotti il diagramma che iniziava, non sapevamo che oggi saremmo arrivati qua. Quindi vuol dire che il cambiamento climatico dal punto di vista storico-fisico è già misurato a casa nostra. Quindi tornando al discorso dei rischi, noi ci troviamo, per quanto riguarda la parte idraulica e idrogeologica, a trovare delle zone del territorio di Lignano che sono ancora suscettibili di allagamento, più o meno. Queste sono le carte di pericolosità, sono delle carte che sono il risultato di una scelta tecnica e politica, neanche tanto politica, più tecnica, che permette di dire che se io abito nella zona gialla ho un livello di rischio superiore rispetto al fatto che io abiti nella zona verde. Se fossi in zona bianca sarebbe meglio. E difatti questi sono gli effetti. Questa è casa vostra, questo è il porticciolo di Lignano Sabbiadoro, a sinistra, scusate. A destra è la stessa simulazione, ipotizzando con una certa altezza d'acqua quello che potrebbe succedere alle parti residenziali. Quindi siamo coscienti, noi protezione civile, noi comune, noi servizio di difesa del suolo, eccetera, che ci sono queste problematiche. Okay? Altro caso è questo. Abbiamo un canale, il canale della litoranea veneta, che scorre a nord del limite del territorio di Lignano Sabbiadoro, e anche questo canale, per un semplice abbassamento naturale della viabilità che costituisce argine, è un elemento potenziale di allagamento. Per arrivare alla parte più costiera, negli ultimi 2 anni abbiamo commissionato all'Università di Trieste uno studio che ci permette in qualche modo, fra 1 anno e mezzo, quando concluderà, di avere un'evidenza della pericolosità della parte invece costiera, del perimetrale costiera e lagunare. Quindi abbiamo focalizzato anche l'intervento di valutazione di quella che è la sicurezza arginale, ovvero l'argine in sabbia che sta qui davanti è sufficiente in caso di mareggiata eccezionale a difendere tutta questa parte di area? E vedremo fra poco i risultati. Ovviamente lo studio parte da un modello del suolo, realizzato con delle macchine volanti, dei droni, è stato in qualche modo depurato, è stato integrato con la parte batterimetrica del lato mare e alla fine ci dà un'evidenza, attraverso queste 3 componenti, di quello che è, tra virgolette, un livello di rischio per la difesa a mare del territorio, che è riassunta in questo grafico. Quindi sappiamo che la parte qui di fronte, posso dire, è un po' più esposta rispetto alla parte che sta, la parte di Gettur, credo, non ricordo bene adesso la zona. E quindi tutti questi elementi qui ci permettono di pianificare
con chi di dovere, con gli uffici che hanno competenza e col comune stesso, tutte le strategie che in qualche modo ci permettono di rendere più sicuro il comune. E da ultima le mareggiate. Le mareggiate, abbiamo detto, sono un evento che sottende a una condizione di vento dei quadranti meridionali, Scirocco e Libeccio in particolare. Qui abbiamo l'altezza d'onda misurata fino a 8 metri al largo di grado, con una boa che è installata al largo. Abbiamo le curve di andamento, anche queste, e alla fine gli effetti sono questi, per Lignano. Devo ringraziare un collega che mi ha raccolto questo video. Quindi l'effetto di distruzione di parte delle opere, l'effetto dal vero di quello che è l'impatto sulle opere e l'effetto che è dal vero l'impatto su un altro territorio della costa. Quindi siamo consapevoli, vi chiedo, di quello che ci succede dove stiamo vivendo? La domanda ve la lascio a voi stessi. La prevenzione strutturale, abbiamo detto, posso prepararmi a portare l'ombrello fuori perché piove, ma io potrei girare con un bel traliccio in acciaio blindato che possa sostenere anche la Torre Eiffel che mi cade addosso e io sono sicuro no? Opere strutturali sono proprio le opere che vanno a realizzarsi per evitare che il rischio arrivi a casa nostra. Questa è una rotta di Palazzolo dello Stella qua vicino, parte Laguna, del 1900, e queste sono le opere che abbiamo fatto negli ultimi 25 anni, 30, come Protezione Civile, come Direzione Ambiente, come Direzione altri uffici della Regione. Quindi c'è tutta una strategia basata sulla conoscenza però delle mancanze delle opere o delle insicurezze del territorio che ci permettono in qualche modo di andare incontro e prevenire che queste insufficienze ci rechino dei danni. Ovviamente queste opere sono opere che costano, abbiamo diaframmato tutto il tagliamento partendo dall'autostrada A4 fino praticamente qui alla foce, quindi il problema del sormonto arginale, che è la cosa peggiore e più pericolosa, anche se avviene, non crea la rottura arginale, che invece è un problema vero e proprio. E quindi in qualche modo con tutta una politica di conoscenza e di attuazione siamo arrivati in fondo a dire, bene, il tagliamento per noi, lato sinistro, non conosco il Veneto, siamo abbastanza sicuri che non possa avvenire se non uno sfioro, semplicemente. E questo è un altro intervento. E anche a mare, qui a fianco, abbiamo realizzato delle opere di contenimento e di consolidamento della sponda in occasione proprio di erosioni che si erano verificate nel tempo precedente. Qui ho riportato solo dei numeri per capire cosa vuol dire fare difesa del suolo. Dal Vaia abbiamo speso quasi 400 milioni di euro. Dall'evento 2003 che c'era, nel 2003 c'è stata quella grande alluvione in Val Canale, abbiamo speso 550 milioni, abbiamo speso 550 milioni di euro. Ma oggi, se torna un Vaia, questo problema sicuramente sarà ridotto, non annullato. Quindi i danni che un Vaia potrebbe comportare, al di là del vento, delle piante schiantate, del bosco, del perito, a livello di sicurezza delle nostre abitazioni sicuramente è minore. E altri interventi. Poi dicevo prima cos'è la protezione civile. Siamo tutti protezione civile, siete anche voi protezione civile nel vostro piccolo. Il fatto di aiutare il vicino quando si sente male è un embrione di protezione civile, è un dovere morale, no? Lo conosciamo tutti, ma è, oltre la protezione civile, un sistema integrato e organizzato, nel senso che il fatto di essere organizzato possiamo dare risposte immediate, tipo una colonna mobile che va in Emilia-Romagna o all'Aquila al terremoto, come è successo a me personalmente, vuol dire che c'è un insieme di persone e strutture che ci permettono di reagire prontamente e portare aiuto a chi ha bisogno. Siamo arrivati quasi in fondo, un minuto solo. Non siamo solo noi, non è solo il comune che agisce e reagisce in caso di emergenza, ma c'è tutta una struttura sovraordinata che coopera a portare aiuto a chi ha bisogno. Ok? Chiudo qua, penso che sia l'ultima. Attività future, va bene. Questo era il concetto, io sono nato nel 65, quindi vedo un pezzettino di storia di quello che è invece il mondo e sono qua se avete bisogno di qualche informazione. Grazie.